una maestra di una scuola elementare del distretto di Treviso colpiti da tubercolosi, test eseguito sui compagni, 20 su 21 sono risultati positivi. Vaccinazione obbligatoria, una trentina di famiglie riducibili in Veneto ha già deciso oggi di lasciare i figli a casa da scuola, ancora qualche ora di tolleranza per chi non è in regola, poi sanzioni e sospensioni. Intanto a Resano l'ex sindaco e papà Novax, Loris Mazzorato attacca legge Lorenzin come il manifesto fascista della razza. Riunione del Consiglio di indirizzo per Fondazione Cassamarca, i 3 punti spiccano la decisione di rottura con il passato, affidare a consulenti esterni le finanze di Caspinede, nasce anche un codice etico per la struttura. Domattina la visita del Capo dello Stato a Mattarella, Longarone e Belluno per rendere omaggio alle vittime del Vajont e ricordare il disastro della montagna a novembre. Antena 3 seguirà l'evento con un'edizione straordinaria delle 10:15. Ha raccontato alla polizia di Treviso di essere stata violentata da uno straniero, ma in realtà una sedicenne si è reinventato tutto, è stata denunciata. Sport basket, dopo aver battuto la capolista di campionato Fortitudo nella finale di Coppa Italia, Treviso batte anche Montegranaro, secondo in classifica, periodo d'oro per i ragazzi di coach Menetti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali in primo piano. Dunque parliamo del caso di un bambino, di una maestra di una scuola elementare del distretto di Treviso colpiti da tubercolosi. Stanno entrambi bene fortunatamente, ma il test eseguito sui compagni registra che 20 su 21 sono risultati positivi. 2 casi di tubercolosi in una scuola elementare del distretto di Treviso, lo rende noto l'ULSS 2, il cui servizio di igiene pubblica sta seguendo l'evolversi della situazione. Il primo ad aver manifestato la malattia è un alunno che frequenta gli ultimi anni delle primarie. Il bambino è stato ricoverato e sottoposto alla terapia prevista. È stato trattato e la situazione è chiaramente migliorata, non risolta, perché la tubercolosi è una malattia di lungo corso che richiede poi anche una terapia domiciliare. Il bambino viene dimesso oggi. Una volta ricevuta segnalazione di questo caso, il servizio igiene pubblica ha immediatamente attivato, secondo protocollo, i controlli sui familiari del bambino e sui suoi compagni di classe e sulle insegnanti. I controlli che vengono fatti con test Mantoux in ambito familiare sono risultati negativi e invece la diffusa positività in ambito scolastico, cioè la quasi totalità dei compagni di classe di questo ragazzino sono risultati positivi al test Mantoux. La cosa più importante è che è risultata positiva al test Mantoux e successivamente agli approfondimenti affetta da tubercolosi anche un insegnante del bambino. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a test Mantoux anche i familiari della maestra. Per quanto riguarda invece i compagni di classe, 20 bambini su 21 sono risultati positivi. I passaggi successivi di questo focolaio epidemico, chiamiamolo così, per ora fortunatamente ancora limitato, ma comunque non banale dal punto di vista epidemiologico, sono la necessità per tutti questi bambini, che verrà messo in atto nelle prossime ore, di fare un controllo radiografico e ad alcuni approfondimenti laboratoristici. Speriamo che nessun bambino manifesti forme cliniche di malattia. La positività al test, però, ricordano dall'ULSS, non significa sempre uno sviluppo della malattia. Nella grande maggioranza dei casi la positività al test, che indica un contatto del nostro organismo con il bacillo di Koch, non è seguita da una forma clinica apparente e sintomatica. Da questo inquietante focolaio di tubercolosi alla questione vaccinazioni obbligatorie. Una trentina di famiglie riducibili oggi in Veneto, una manciata anche nella Marca, ha deciso oggi di lasciare i figli a casa da scuola. C'è ancora qualche ora di tolleranza per chi non è in regola, poi scatteranno definitivamente sanzioni e sospensioni. Non ci sono più proroghe per i genitori i cui figli non sono ancora in regola con le vaccinazioni obbligatorie, perché oggi scadevano le autocertificazioni, visto che il termine fissato del 10 marzo coincideva con una domenica. Dunque questa mattina le famiglie avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando il certificato vaccinale o copia della prenotazione all'ULSS per iniziare o completare l'iter.
I genitori che non hanno provveduto entro oggi a consegnare quanto previsto dalla normativa, da domani, al massimo da mercoledì, andranno incontro alle sanzioni previste. Per i piccoli che frequentano nidi e materne è pronto un provvedimento di sospensione, mentre nel caso di scuola dell'obbligo in arrivo multe fino a 500 euro. Ancora provvisori dati a disposizione, visto che i presidi stanno controllando le documentazioni ricevute, ma è già possibile farsi un'idea della situazione. Si sono registrati, ahimè, purtroppo, dei casi in cui alcune famiglie hanno tenuto a casa i bambini. Le famiglie che non intendono procedere con le vaccinazioni, ma peraltro eravamo già stati preavvisati e avvertiti di questo, hanno tenuto a casa i bambini. Siccome è capitato anche l'anno scorso lo stesso fenomeno, crediamo che qualche decina di bambini a livello veneto probabilmente questa settimana frequenteranno poco o per nulla, e a partire dalla settimana prossima probabilmente i genitori li terranno a casa perché non intendono proseguire con le vaccinazioni. Stando ai dati della FISM sono all'incirca una trentina i bambini in Veneto che oggi non si sono presentati a scuola, 3 nel veneziano e 4-5 nelle altre province. Gli istituti, soprattutto quelli paritari, daranno ancora un giorno alle famiglie, ma da mercoledì chi non sarà in regola non potrà entrare in classe. I trevigiani sembrano d'accordo sull'obbligatorietà vaccinale. Sono d'accordo del fatto che tutti i bambini devono essere vaccinati. Io ho avuto un'esperienza personale, una figlia che probabilmente è stata rovinata da un vaccino. Ecco, quindi so di cosa parlo, altri 3 figli, tutti e 3 vaccinati lo stesso. Quindi potrebbe anche succedere, ma se uno su 1 milione, sulle cose per salvarne 900.000, vale la pena vaccinare. Mi sembra giusto perché il discorso è un obbligo ed è giusto che sia così per tutelare la salute di tutti quanti. Convince meno invece la disparità di sanzioni applicate, con l'esclusione da scuola per i bambini che frequentano l'asilo e una multa per quelli di elementari, medie e superiori. Secondo me non è corretto questo, sarebbe opportuno adeguare la legge anche a livello elementare. Non va bene così, devono essere più coerenti, non devono entrare e basta. E poi ci sono i Novax, i cosiddetti genitori Novax, gli irriducibili, e tra questi c'è anche l'ex sindaco di Resana, Loris Mazzorato, che oggi è tornato sulla vicenda, visto che da papà era coinvolto ed è andato giù pesante con parole di fuoco. Sono leggi come quelle del 38 in cui hanno sancito la superiorità di una razza rispetto ad altre, leggi fatte a seguito di manifesti pubblicati dove scientificamente veniva dimostrato alcune cose, abbiamo visto che cosa è successo. La legge sui vaccini come il manifesto della razza. Va giù pesante l'ex sindaco di Resana Loris Mazzorato, che le figlie non le vuole vaccinare e che è disposto a tenersele a casa pur di combattere l'obbligo di immunizzazione. E oggi è la prova dei fatti: delle 2 figlie la più piccola, che andrebbe all'asilo, l'ha tenuta a casa, mentre l'altra, che frequenta le elementari, l'ha portata a scuola. Non c'è stato nessun problema, l'ho accompagnata fino all'ingresso, perché i genitori di più non possono fare, ed è stata accolta come tutti gli altri giorni, assieme a tutti i bambini sani. E quando gli poniamo la questione dei bambini immunodepressi, quindi a rischio contagio letale, che l'ex sindaco si infervora ancora di più. Questa è una grande bufala che stanno dicendo per spaventare i genitori. Allora, alle elementari immunodepressi non ci sono, alle medie non ci sono, in un centro commerciale non ci sono. Allora, che facciano una legge fatta bene, è inutile che spaventino e terrorizzino i genitori e li obbligano su cose che non sono né in cielo né in terra. Se è vero che c'è un problema per gli immunodepressi, deve esserci anche dentro i centri commerciali, dentro le navi, dentro i treni e in modo particolare dentro il Senato e il Parlamento. Mazzorato sa benissimo che il futuro delle 2 figlie non vaccinate, almeno a breve termine, non sarà all'interno di una scuola pubblica. Se la lasciano a casa, sono orgoglioso di questo, vuol dire che viviamo in un regime nazista, fascista, comunista, dove vige la legge del razzismo e vengono estromessi bambini sani perché devono dimostrarmi che mia figlia può contagiare un immunodepresso. Intanto però per la piccolina già pensa al doppio ruolo. Farà il papà homeschooling. Mentre per quella più grandina Mazzorato è disposto a pagare. Se questo è l'obbligo, sì, lo faccio, però io faccio anche una domanda. Alle elementari, agli asili nido non lo puoi mandare perché non sei in regola con la documentazione. Alle elementari basta che paghi la sanzione e il bambino non può più contagiare nessuno. Questa è la contraddizione. Infine il messaggio ai genitori dei bambini immunodepressi. Non crediate, perché un bambino sano può essere quello che infetta il loro figlio immunodepresso, possono essere anche bambini vaccinati, i famosi non responder, che possono contagiare i loro figli immunodepressi.
Parole destinate ovviamente a far discutere quelle dell'ex sindaco di Resana. Adesso lasciamo la questione vaccini e parliamo di Fondazione Cassamarca. Oggi nuova riunione del Consiglio di indirizzo e nuova rottura con il passato. Altra picconata del presidente Garofalo alla struttura costruita da De Poli per Fondazione Cassamarca. Il nuovo colpo è arrivato oggi con il Consiglio di indirizzo che ha di fatto ammesso la sconfitta per la gestione finanziaria dell'ente di Caspineda, approvando le consulenze esterne per quel che resta della gestione mobiliare di Fondazione, che in sostanza è quasi tutta su Unicredit e qualche altro fondo che ora verrà gestito da professionisti finanziari con l'intento di far fruttare meglio gli investimenti. E non è detto, stando a qualche voce ben informata, che Fondazione decida di alienare completamente proprio le azioni di Unicredit, anche perché per quantità e valore non danno più voce in capitolo nella dirigenza della banca che ha assorbito Cassamarca. Ma non è l'unica decisione presa dalla riunione. Indicati i consiglieri che si occuperanno delle convenzioni con le università di Padova e Venezia, la ratifica della vendita di una delle torri della Piana e la Camera di Commercio per 30 milioni di euro e infine la presa d'atto che sono iniziati i lavori di manutenzione del giardino di Villa Franchetti, per il quale Fondazione aveva ricevuto un richiamo dalla sovrintendenza. Ultimo passaggio, il Consiglio di indirizzo l'ha tenuto per un codice etico che Fondazione vuole dotarsi, ennesimo segno che l'era De Poli è definitivamente tramontata. Adesso i sindaci, i rappresentanti degli enti locali alle prese con una battaglia, sono 23 milioni di euro i soldi che 44 comuni trevigiani attendono che lo Stato restituisca loro e così di fronte a sentenze non rispettate da Roma i sindaci sono pronti a fare causa allo Stato. Io sono con loro perché hanno avuto un grande coraggio quando c'è stato il momento di dimostrare che non era una procedura corretta quella come è stata fatta. I 44 comuni della Marca pronti a fare causa allo Stato incassano l'appoggio anche dell'Anci Veneto. La battaglia che i sindaci intendono portare avanti punta a riavere da Roma i soldi del Fondo Solidarietà. Si tratta complessivamente di 23 milioni di euro che nel 2015 al momento della redistribuzione tra i comuni vennero tagliati. I 44 primi cittadini vanno avanti forti anche delle due sentenze, prima del TAR poi del Consiglio di Stato, che diedero loro ragione, ma nonostante questo da Roma ancora nulla. C'è una sentenza che dà ragione ai sindaci e quindi il Fondo di Solidarietà Comunale, quello che loro obiettavano e che hanno avuto ragione, che ha ricevuto dei tagli ingiusti, è necessario che il Ministero, credo a questo punto il Ministero delle Finanze e quindi il Governo di conseguenza prenda dei provvedimenti. I sindaci dei 44 comuni hanno incaricato un legale di portare avanti la battaglia per la riscossione che potrebbe portare anche a pignoramenti. A cascata forse si riflette anche sugli altri comuni, quindi bisogna rivedere tutta quella partita di quei tagli ingiusti che ci sono stati in quel periodo storico, che mi pare che sia un tema ancora aperto di confronto tra associazione dei comuni e governo. Amministratori locali, evidentemente quelli dell'area bellunese, che domani potranno parlare, potranno avvicinare la massima carica dello Stato, il capo dello Stato Sergio Mattarella, che domani arriva in Veneto, come sappiamo, prima tappa a Longarone per commemorare le vittime del Vajont e poi in teatro a Belluno per ricordare il disastro del maltempo. Antena 3 seguirà questo evento a partire da domani mattino alle 10:15 con una edizione straordinaria. Vediamo. La bandiera italiana tra le mani e il tricolore disegnato sul volto. I bambini del coro arcobaleno di Limana fanno le ultime prove. Saranno loro domani ad intonare le note dell'inno di Mameli davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, quando raggiungerà il Teatro Comunale di Belluno. Ed è molto importante trasferire i valori ai bimbi, attraverso questo canto i valori vengono trasmessi, i valori della patria e dell'unità. Saranno proprio i bambini e i ragazzi i protagonisti di domani, 400 gli alunni delle scuole bellunesi presenti insieme ad una rappresentanza di studenti da Roccapietore, uno dei paesi simbolo della devastazione del maltempo di fine ottobre. Credo che sia importante questa risposta della scuola e dei giovani che vogliono esserci a vedere il Presidente della Repubblica e quindi a vedere le nostre istituzioni statali nel più alto grado, e credo che sia importante per costruire quel clima di fiducia nelle
nelle istituzioni. E saranno sempre 2 bambini a raccontare al Presidente della Repubblica, attraverso i temi scritti a scuola, quelle ore di paura, quando il vento soffiava a 200 km all'ora e la pioggia scendeva con violenza. Racconteranno le loro montagne devastate, gli alberi che erano abituati a vedere e che all'improvviso non c'erano più. Al Teatro Comunale di Belluno Mattarella ricorderà quei giorni insieme ai sindaci dei comuni colpiti. All'esterno un maxi schermo per consentire a tutti di seguire l'evento. Saranno 2 momenti molto importanti, significativi, e sarà anche un po' un abbraccio a questa popolazione che tanto ha sofferto, ma comunque ha avuto una grandissima forza per rialzarsi e per ricominciare. I bellunesi sono abituati a parlare poco, a lamentarsi poco e a lavorare molto. È una caratteristica umana che ha anche il Presidente Mattarella, ed è anche questo uno dei motivi dell'orgoglio, credo, bellunese nell'accogliere il Presidente. La visita del Capo dello Stato inizierà a Longarone, dove Mattarella ricorderà le vittime della tragedia del Vajont, poi si sposterà a Belluno al Teatro Comunale e, se sarà possibile, sorvolerà in elicottero le zone devastate. L'incontro con il Presidente della Repubblica sarà l'occasione per gli amministratori locali per parlare anche di autonomia. Penso che il tema delle autonomie e della specificità della provincia di Belluno sarà un tema che anch'io cercherò di affrontare, in cui faremo presente al Presidente quelle che sono le esigenze di questo territorio, che ha bisogno, secondo me, di assumersi delle responsabilità. Una visita, quella di Mattarella, che Antena 3 seguirà sin dall'inizio con una lunga diretta a partire dalle 10:15, condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, in studio con lui il direttore Luigi Bacialli. Torniamo alla cronaca adesso. Dalla paura per un presunto stupratore in libertà in centro a Treviso alla scoperta di una finta denuncia. Il suo racconto ha fatto subito tornare in mente lo stupro di una studentessa 21enne avvenuto nel 2011 nel sottopasso della stazione di Treviso. Una vicenda che aveva scosso tutta la Marca, e l'incubo sembrava essersi ripetuto sabato scorso, quando una 16enne di origini straniere ha chiamato la polizia raccontando di essere stata aggredita proprio nello stesso sottopasso di via Dandolo. Dopo essere stata narcotizzata, ha detto alla polizia, da un uomo, questo ha abusato di lei. Una volante ha subito raggiunto il posto, ma una volta giunti sul luogo gli agenti hanno subito capito che qualcosa nel racconto della ragazzina non tornava. La 16enne infatti aveva gli abiti senza macchie o strappi e lo stesso atteggiamento, che appariva tranquillo, non faceva pensare ad un'aggressione appena subita. A quel punto i poliziotti hanno accompagnato la giovane prima in ospedale per la visita medica, poi in questura, dove un agente dell'ufficio violenze di genere gli ha chiesto di ricostruire quanto accaduto. Inizialmente la 16enne ha raccontato la sua versione dei fatti, con però molte incongruenze. A quel punto, messa sotto pressione, ha ammesso di essersi inventata tutto, senza però spiegare il perché. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Castelfranco. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Andiamo allora a Castelfranco, dove in municipio oggi abbiamo incontrato il sindaco Stefano Marcon, protagonista di una polemica delle ultime ore, messo sotto accusa dal Partito Democratico per degli slogan che, secondo le opposizioni, avrebbe fatto riferimento addirittura al nazismo. Vittorio Veneto über alles, tradotto soprattutto Vittorio Veneto. Solo che quel über alles per i tedeschi è per la loro nazione ed è stata, fino alla disfatta di Berlino, la prima strofa dell'inno nazionale del Terzo Reich. Così quando sabato il sindaco di Castelfranco e il presidente della provincia Stefano Marcon l'ha presa in prestito per lanciare il candidato della Lega per la città di Vittorio Veneto, subito sono scattate le polemiche. Chiaro il riferimento al nazismo, inaccettabile da un pubblico amministratore. Così oggi siamo andati a cercare il sindaco in comune a Castelfranco con la domanda di rito. Sindaco, ma le danno del nazista? Guardi, chi mi conosce sa quanto non mi sia proprio il concetto di nazismo come quello del razzismo, tutte quelle cose che sento e anzi leggo ultimamente sui social. Che nelle ore successive all'affermazione non sono stati per niente teneri con Marcon. È vero che nei social addirittura gli hanno dato dell'ignorante. Ed è una cosa che è verosimile che sia, anche perché io non sono in possesso della verità assoluta e non sono un tuttologo, quindi confesso di essere ignorante in determinate cose. Devo dire che diffido di coloro che si considerano tuttologi. Ignoranza a parte, Marcon sottolinea così il senso dell'affermazione. Quello che volevo esprimere è che per
chi rappresenta un ente, l'ente che rappresenta viene prima di tutto. Detto questo, il sindaco chiede maggiore serietà nella valutazione di cose e persone che magari si impegnano concretamente per la comunità. E così arriva anche la notizia. Domani con i sindaci dell'IPA della Castellana c'è la possibilità che a Castelfranco si riapra l'ufficio turistico. Un vero e proprio investimento per un territorio che cerca alternative economiche dopo i decenni del monopolio industriale metalmeccanico. Ci sono degli elementi che ci caratterizzano anche sotto il profilo turistico e i risultati si vedono. L'anno scorso siamo cresciuti a 2 cifre e non vogliamo adagiarsi sugli errori ma incentivare il turismo in città. Torniamo a Treviso, non è stata solo una giornata di festa, quella dell'8 marzo in città, ma anche di controlli della polizia locale che ha effettuato un sequestro a venditori abusivi di un vero e proprio banchetto pieno di mazzi di fiori, controllato appunto dagli agenti in Viale della Repubblica, con la venditrice che però non aveva alcuna autorizzazione. I controlli svolti l'8 marzo scorso, ha detto il comandante della polizia locale Andrea Gallo, sono stati rivolti in particolar modo ai banchi di fiori presenti sulle aree pubbliche e quindi è stato il sequestro di questo banchetto con una cinquantina di mazzi di fiori, il tutto per un valore di 300 euro, attività illecita che avrebbe fatto guadagnare alla venditrice almeno 1.500 euro. E adesso il nostro piccolo Joe che ha avuto un weekend davvero ancora una volta solidale. Una corsa che non si ferma, che vede crescere il numero di partecipanti alla gara di solidarietà di ora in ora, abbattendo muri e confini. Una voglia di fare del bene che in questi anni di individualismo, di affanno e stress del quotidiano pare quasi irreale. Eppure c'è, esiste ed è forte più che mai, come conferma quello che voi telespettatori state facendo per il piccolo Joe, appoggiando la campagna che il gruppo Made in Nord-Est sta sostenendo dopo aver accolto l'accorato appello della mamma del cucciolo di guerriero di 2 anni e poco più, che necessita di una delicatissima e costosissima operazione per poter correre e camminare come i suoi coetanei. Una dietro l'altra le iniziative pro Giovanni. Più di 2.000 euro raccolti a Rossano in diversi momenti. In palestra l'associazione Girasole, appoggiata dalla sindaca Martini, ha organizzato una serie di attività per il piccolo Joe. Sono orgogliosissima di essere il sindaco di un paese che risponde quando viene chiesta la solidarietà. Ringrazio dal più profondo del cuore Chiara, Sabrina, Benedetta e Nicoletta per avermi chiesto la disponibilità dei locali, ma di tutti i volontari che avete potuto vedere, di tutta la gente che ha risposto all'appello. Sono tante piccole gocce, magari piccolissime, però il traguardo che serve per operare Giovanni sono sicura che sarà raggiunto. E sempre a Rossano le donne del CIF, la loro cena tradizionale, hanno voluto devolvere tutto il ricavato della serata per Joe. Benissimo anche la 2 giorni di donne in arte a Villa Rubelli a San Zerone, dove il piccolo, lo ricordate, ha conquistato i cuori delle artiste. Tra la vendita di biscotti e le offerte sono stati raccolti più di 4.300 euro in poche ore. Insomma, una goccia dopo l'altra si fa un mare, soprattutto un mare di emozioni, quelle che regalate voi telespettatori. E continuate a regalarle sul sito delle nostre emittenti, quindi sul sito di Antenna 3, di Rete Veneta, di Tele Nord-Est, di Tele 4, ci sono tutti i riferimenti del codice IBAN per dare il vostro contributo. Adesso lo sport, il basket, e un'altra corsa, questa sportiva, che non si ferma, quella del Longhe, Treviso Basket. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Di fronte a una De Longhi così si può persino perdonare un motto abusatissimo come questo. Ma tant'è, Treviso è già in clima play-off e la spinta della vittoria in Coppa Italia, con gli oltre 5.000 del Palaverde a suonare la carica, portano i biancazzurri a bastonare non una squadra chiunque, ma il team che sta proprio davanti in classifica, Montegranaro, che veniva da 12 vittorie di fila prima di sbattere contro il muro Treviso. Di fronte alle 2 migliori difese del campionato, e si vede, il primo quarto è quasi da record del minimo punti, 9-8 prima che gli attacchi cominciano ad ingranare. Poi una gara dura, tesa, canestro su canestro, non solo il magico Logan, questa volta il proscenio è per Lombardi, Imbrò e Tessitori, mentre Montegranaro maledice il cielo per la sua mira bislacca da 3, condanna in una partita come questa. Nel quarto quarto lo sprint di Treviso è letale, finisce 73-67 e Treviso rosicchia la distanza. Sono arrivati 2 punti da loro, questa settimana
aver battuto in Coppa Italia la capolista Fortitudo, la De Longhi sconfigge anche la seconda in classifica. Adesso 2 trasferte a partire da Imola per non perdere l'inerzia vincente. Giampaolo Bottacin fra pochissimo insieme a Ferdinando Avarino a 20:10, l'assessore regionale alla protezione civile e all'ambiente, per parlare della montagna, fare un po' il punto della situazione, anche ovviamente alla luce della presenza domani della visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del Capo dello Stato Sergio Mattarella, della sua visita, ma anche di legittima difesa, della tensione al governo sulla questione TAV. Si parla poi in prima serata alle 21:15, torna a Ring come sempre la politica alle corde, e quindi in studio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, il senatore Andrea Ostellari della Lega, Simone Boria del Movimento 5 Stelle e Franco Birolo, il tabaccaio di Correzzola, protagonista di quel caso del ladro ucciso nella sua tabaccheria, assolto, ma notizie di qualche giorno fa, con la famiglia del bandito che chiede i danni. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Prosegue al nord-est questo assaggio di primavera che, a dire il vero, ormai già da qualche settimana stiamo vivendo, ma vediamo le previsioni del tempo per martedì 12 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, possiamo infatti vedere che il cielo si presenterà sereno praticamente su tutte le province. Le temperature minime saranno comprese tra -1 e 4 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La nostra grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e 1 grado, valori massimi intorno invece ai 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.